L'avaria al motore di dritta del mototraghetto Sansovino ha causato il suo fermo proprio nella corsa di sabato notte. Era appena uscito dal porto di Porto Empedocle e dopo poche miglia di navigazione è ritornato in banchina. Il disagio per i passeggeri che non sono potuti partire con il Sansovino, che hanno trascorso la notte qui a Porto Empedocle e soltanto oggi possono raggiungere Lampedusa tra imprecazioni, gride e sicuramente protesta come quella di questa signora. Era rotta, sì, c'è stato un guasto a bordo e siamo rientrati. Io credevo già che se era arrivata a Linosa, invece eravamo attraccati qua. 70 bambini a bordo che erano partiti con i mister per fare del calcetto, no? Invece questi bambini sono rimasti a bordo, un po' di lampedusani se ne sono andati, io sono arrabbiata. Hanno creato a tutti tanti disagi, chi veniva di Trapani, chi veniva di Catania, ma purtroppo ci hanno fatto scendere alle 2:30 dalla nave. Subito l'emergenza e l'urgenza con l'immissione in servizio di uno dei traghetti della Ustica Lines per sopperire al trasporto dei passeggeri. Questo dispiace perché le cose succedono, però l'Ustica Lines è stata sempre pronta e ha fatto un servizio per 20 anni eccellente e non si vuole capire questo. Sarà soltanto un viaggio sostitutivo o la linea anche per quest'estate sarà ripristinata, da quello che ne sa lei? Noi speriamo al più presto sarà ripristinata, al momento non c'è niente. Capitaneria di Porto e gli altri enti subito al lavoro per cercare di limitare al minimo il disagio. La Capitaneria di Porto invece si è subito prestata per una urgenza, ovvero quella degli esami di Stato dei ragazzi di Linosa. Sì, è stata una esigenza improvvisa rappresentata ieri dalla Prefettura insieme al Comune di Lampedusa. Per motivi istituzionali questa mattina una motovedetta della Guardia Costiera di Lampedusa sta trasportando a Linosa 3 insegnanti che devono provvedere alla commissione per gli esami di Stato sulla piccola isola di Linosa e in più anche un medico della Guardia Medica Turistica che deve prendere servizio a Linosa. Il problema, dicevamo, è per almeno 2 settimane. Questo potrà supplire alle esigenze della marineria ma anche del traffico normale? Intanto dobbiamo auspicare che non siano 2 settimane, speriamo tutti che l'avaria venga riparata dai tecnici di Compagnia dell'Isola il più presto possibile. Nel frattempo la Regione Sicilia ha assicurato che farà questa autorizzazione straordinaria a quest'altro mototraghetto, il Pietro Novelli, che pure più piccolo, con minore capacità di carico, però è in grado almeno temporaneamente per alcuni giorni di supplire per passeggeri e merci.